La situazione in queste ore è che chiaramente mancano gli arrivi dalla Cina. Per il momento mancano gli arrivi dalla Cina. La preoccupazione è quella che con il diffondersi, si spera di no, della malattia, anche gli altri paesi incominciano a pensare, gli abitanti degli altri paesi, che stanno a casa. Faccio un esempio su tutti gli americani che hanno la tendenza a considerare l'Europa come un tutt'uno. Ora il timore è proprio quello che mentre i cinesi hanno fatto l'anno scorso 1.027.000 presenze nel Veneto, paesi di provenienza con molti milioni in più di presenze, cioè i nostri grandi player, gli americani, i tedeschi, eccetera, potrebbero pensare di diradare le visite o addirittura rinunciare alla visita nel nostro paese. Il Veneto, essendo la regione più turistica d'Italia, è chiaro che banalmente per una questione di numeri è quella che verrebbe anche più colpita. E quello che il governo potrebbe fare in termini concreti presumo siano degli sgravi fiscali, delle misure di fiscalità in modo da poter rendere meno amara la pillola da gioiare.